Mister Walter Bedin, al termine della gara della seconda giornata del torneo delle regioni, che i giovanissimi hanno vinto 6-0 contro il Molise. Mister, è la risposta che cercavate dopo la prestazione opaca di ieri. Avete fatto un gol in più del Piemonte, quindi in ottica differenza reti siete ben messi e adesso si gioca tutto domani. Beh, certamente la partita di oggi era importante dopo la sconfitta di ieri, dovevamo fare il risultato assolutamente. Giochiamo una partita alla volta, quindi adesso oggi devo recuperare le energie per domani, che diventa secondo me importante e forse fondamentale, indipendentemente dal risultato che hanno fatto oggi, perché non lo so, ma domani sarà una partita per noi molto molto importante. Thomas Cossalter, al termine della gara della seconda giornata, vinta dai giovanissimi del Veneto 6-0 contro il Molise. Thomas, doppietta per te, anche un rigore procurato, una buona prestazione individuale ma soprattutto di squadra. Sono 3 punti insomma, che vi aiutano a guardare con fiducia alla gara di domani, decisiva col Piemonte. Sì, ci eravamo già prefissati di fare tanti gol perché per la differenza reti eventuale miglior seconda, e ci eravamo già prefissati di questo obiettivo e l'abbiamo centrato, oltretutto anche facendo un gol in più rispetto al Piemonte che ha vinto ieri 5-0. Siamo molto contenti, è stata una grande prestazione.